Sì, ho il privilegio come coordinatore della consulta del Triveneto di leggere questa lettera del Presidente Zaia. Pregiatissimo Presidente Muraro, nel ringraziarla per il gentile invito, mi spiace di non poter partecipare alla tavola rotonda a causa di concomitanti impegni istituzionali. Plaudo quindi a questo incontro che vede le istituzioni e le fondazioni farsi parte attiva per il contrasto della povertà educativa minorile in Veneto, soprattutto in questo periodo storico in cui l'emergenza sanitaria e sociale generata dalla pandemia del Covid-19 ha colpito duramente la popolazione veneta, facendo emergere nuovi bisogni e nuove vulnerabilità. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità previste dal Piano regionale per il contrasto alla povertà, il decreto del 2018, ha quindi prontamente risposto promuovendo forme di supporto immediate a favore della popolazione in condizioni di fragilità, attraverso misure di sostegno all'inclusione sociale. Tra queste rientra il contrasto alla povertà educativa, che assume una valenza prioritaria nelle politiche regionali, al fine di garantire il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie. La Regione ha quindi inteso perseguire tali obiettivi anche attraverso l'adesione in partenariato a progettualità promosse nei territori. Progettualità altamente rispondenti a intercettare quei bisogni emergenti e a rimuovere le barriere che limitano il diritto dei minori a un'educazione e li priva dell'opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e ispirazioni. Sono pertanto fondamentali azioni che consentano ai minori di acquisire competenze per perseguire le loro attitudini, di progettare in maniera attiva e concreta il loro futuro, insomma di rimuovere quegli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi. Da ringraziare tutti per l'impegno profuso per un'istruzione inclusiva e di qualità, desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Grazie Presidente. Nel messaggio del Presidente Luca Zaia ci sono esattamente espresse le parole che sono indicate nell'obiettivo tra gli obiettivi del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, cioè rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi. E io vi parlerò nei 10 minuti che mi sono stati assegnati proprio del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che è la più grande iniziativa di partenariato pubblico e privato sul tema della povertà educativa mai realizzato a livello nazionale. È un'iniziativa che nasce su impulso di ACRI e delle fondazioni di origine bancaria. A seguito, nel 2016 nasce, ma in realtà il processo che poi la genesi di questo fondo nasce da una constatazione che le fondazioni ovviamente e tante istituzioni avevano davanti agli occhi, cioè di una situazione di forte povertà che stava interessando il Paese. Stiamo parlando ovviamente prima della pandemia, povertà che si è acuita, e in particolare la povertà di giovani e bambini. Si stimava allora, nel 2015, che ci fossero circa 1,2 milioni di minori che vivevano sotto la soglia di povertà. Ovviamente oggi sappiamo purtroppo che questo numero è aumentato significativamente, ma già allora era particolarmente importante, era un problema che non si poteva più ignorare, e soprattutto ci rendevamo conto che era necessario intervenire per spezzare quel circolo vizioso che fa sì che la povertà materiale, la povertà economica generi povertà educativa, e la povertà educativa generi nelle future generazioni la povertà economica, in un circolo vizioso e una catena che si ripete di generazione in generazione, mantenendo certe fasce della popolazione in condizioni di deprivazione. Per cui sentimmo l'esigenza di fare qualcosa sul piano nazionale. Sapete, le fondazioni di origine bancaria tendenzialmente operano a livello locale, nei territori hanno un forte radicamento territoriale, ma era necessario fare qualcosa per l'intero Paese. E a quel punto ci interrogammo, valutammo la necessità di intervenire
E la prima cosa che riteniamo opportuno fare è di attivare quello che è uno dei partner fondamentali delle fondazioni di origine bancaria, che è il terzo settore, per in qualche modo proporre insieme a loro alle istituzioni una iniziativa, che era appunto l'iniziativa del fondo. Il terzo settore ovviamente aderì con entusiasmo, e a quel punto decidemmo, era il 2015, di bussare alle porte del governo, l'allora governo Renzi, per chiedere sostanzialmente due cose. Da una parte una sorta di legittimazione di tipo istituzionale di questa iniziativa, e dall'altra di fare da effetto leva sul piano economico delle risorse che le fondazioni erano disponibili a mettere in campo, ma che sicuramente con un intervento pubblico potevano in qualche modo amplificarsi. Il governo rispose in maniera positiva, e con la legge di bilancio 2016, che venne promulgata a fine 2015, venne inserita appunto nella legge di bilancio l'istituzione di questo fondo, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha esattamente quegli obiettivi che richiamava il presidente Zaia nella sua lettera. La legge prevedeva dal punto di vista finanziario il riconoscimento di un credito d'imposta significativo, molto significativo, che ha fatto sì nel tempo, negli anni della sua, efficacia, di ampliare significativamente le risorse messe a disposizione dalle fondazioni. Nella legge si prevedeva anche la stipula di un accordo, di un protocollo tra il governo e Acri, in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, per determinare ovviamente gli obiettivi, ma anche la governance, cioè come questo fondo dovesse essere gestito. E la governance è molto particolare. E devo dire è un unicum, e tanti sono gli elementi di innovazione che questo fondo ha generato. Perché la governance diciamo, è articolata su due livelli. C'è un livello strategico e un livello operativo. Sul piano strategico la governance è assegnata a un comitato di indirizzo composto da 12 membri che pariteticamente decidono le linee strategiche del fondo. Sono 4 componenti nominati dal governo, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia, 4 da Acri in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria e 4 dal Forum Nazionale del Terzo Settore. Quindi le 3 componenti che in qualche modo governano, danno gli indirizzi strategici del fondo e ne controllano l'efficacia e l'attuazione. Poi c'è un livello operativo, e questa è la novità una seconda novità particolarmente significativa, che il governo ha deciso di affidare ad Acri la scelta del soggetto attuatore. Cos'è il soggetto attuatore? È un soggetto che in qualche modo traduce quegli indirizzi strategici in azioni operative, fa i bandi, fa le selezioni, mette in campo diciamo, i processi valutativi e di monitoraggio. E quindi affida ad Acri, che è un soggetto privato, in rappresentanza di tanti soggetti privati che sono le fondazioni di origine bancaria, di scegliere un soggetto attuatore, cosa che Acri ha scelto nella impresa sociale con i bambini che ho citato precedentemente. La bontà dell'azione del fondo è stata confermata dal fatto che il governo nel 2019 ha deciso di rinnovare per un secondo triennio, perché nel 2016 fu il primo anno per 3 anni, quindi un secondo rinnovo triennale. Un governo completamente diverso dal precedente, però vista la bontà dell'azione che si stava svolgendo, decise di rinnovare per altri 3 anni con un credito d'imposta sempre la contribuzione al fondo, e quindi estendere l'azione. Dall'avvio del fondo a fine 2020 sono stati approvati 380 progetti, oltre 380 progetti su tutto il territorio nazionale, finanziati con oltre 300 milioni di euro sino ad oggi. I beneficiari dei progetti sinora approvati sono oltre 500.000 minori svantaggiati in tutto il paese, gestiti da partnership, perché non vengono affidati i progetti a singoli soggetti, ma a partnership composte
da oltre complessivamente 7.000 organizzazioni pubbliche e private, come associazioni, cooperative sociali, scuole, università, enti di ricerca, amministrazioni e pubbliche locali e sicuramente poi chi parteciperà all'incontro, il relatore, avranno modo di essere più precisi con riferimento alla Regione Veneto. Perché dicevo è innovativa, e vado a concludere, la governance è innovativa perché c'è una cessione di sovranità, o una cessione controllata nel rispetto di principi di trasparenza e di monitoraggio, una cessione di sovranità da parte del pubblico nei confronti del privato, e questo è un elemento estremamente innovativo. Perché il privato è importante? Non perché sia migliore del pubblico, assolutamente, ma perché evidentemente ha minori gradi, ha più gradi di libertà, minori vincoli. Questo ha fatto sì che il fondo potesse essere attivato in tempi rapidissimi, diventare operativo in tempi rapidissimi, e sino ad oggi, siamo partiti, come dicevo, nel 2016, non c'è stato un unico ricorso rispetto alle decisioni prese dal fondo. La dimensione delle risorse dedicate complessivamente nei 6 anni, questo è l'ultimo anno di raccolta nel fondo, abbiamo raccolto 607 milioni di euro, di cui circa la metà erogati, l'altra metà ancora da assegnare, verrà assegnata nei prossimi, sia quest'anno che nei prossimi anni, e in più c'è l'elemento che grazie a alcuni meccanismi messi in atto dall'impresa sociale con i bambini, siamo riusciti a tirare altri circa 20 milioni di euro da soggetti privati, fondazioni e imprese. L'altro elemento importantissimo, ne cito gli ultimi due e poi concludo, e sono da una parte una forte attenzione alla misurazione. Il fondo ha carattere sperimentale, cioè vuole sperimentare delle pratiche, delle buone pratiche che possono poi diventare, una volta poste all'attenzione dei soggetti pubblici, nazionali e locali, possono diventare delle policy da attuare, da rendere stabili e sistematiche e universali. E quindi per poter in qualche modo identificare queste buone pratiche è fondamentale la misurazione. E la misurazione è parte centrale del fondo perché si sviluppa su 3 livelli. C'è un livello di monitoraggio molto rigoroso e molto, molto vicino alle singole progettualità, che ha l'obiettivo di fare in modo che gli obiettivi che ogni singolo progetto si è posto vengano realizzati. E quindi è un monitoraggio di tipo operativo. C'è un secondo livello che è la valutazione di impatto che viene imposta, è una condizione imprescindibile per aver assegnato un progetto da parte di Con i Bambini e quindi del fondo, valutazione di impatto di ogni singolo progetto, cioè gli esiti, la valutazione degli esiti che il progetto produce sui beneficiari ma anche sul territorio in cui si realizza. C'è un terzo livello che abbiamo definito metavalutazione che sta partendo, chiaramente diciamo, avrà efficacia man mano che i progetti si concluderanno, che ha l'obiettivo di valutare i programmi, quindi non i singoli progetti, ma l'insieme dei progetti per proprio identificare le migliori prassi. Quindi fortissima attenzione alla misurazione. E l'altro, e concludo, elemento strategico fondamentale è che il fondo pone al centro dei processi educativi la comunità educante. Fino a poco tempo fa non si sapeva, o pochi parlavano di comunità educante, oggi è diventato anche grazie al fondo elemento diciamo di conoscenza e espressione abbastanza comune, ne ha parlato lo stesso Ministro più volte, il Ministro dell'Istruzione, che sostanzialmente assegna non più solo alla scuola, che ha un ruolo centrale, è evidente, ma a tutti i soggetti che operano nei territori la responsabilità di sostenere processi educativi efficaci e il più possibile, diciamo, che siano in grado di mettere il più possibile i giovani, i minori, nelle condizioni di affrontare il futuro e cogliere le opportunità che questo futuro può riservare. Quindi non solo la scuola, ma anche il terzo settore, le istituzioni locali, le università, le stesse famiglie, anzi soprattutto le famiglie dei minori, tutti in un approccio che definirei olistico,
nel governare i processi educativi. Ci sono poi tantissimi altri elementi di innovazione, ho richiamato i principali, ma direi che avremo modo poi di essere più specifici e precisi nel proseguo dell'incontro. Io mi taccio e a questo punto do la parola a Luca Giunti, che è, come dicevo, ricercatore di Open Policy, che ci presenterà le mappe della povertà educativa nel Veneto. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie anche per questa giornata di incontro e di riflessione. Oggi presentiamo, appunto, vado a condividere la presentazione. Oggi presentiamo le mappe della povertà educativa in Veneto, che è un report che fa parte dell'Osservatorio Povertà Educativa, che da alcuni anni stiamo portando avanti, appunto, insieme all'impresa sociale con i bambini. L'obiettivo dell'osservatorio è proprio quello di, nell'approccio olistico, multidimensionale, di cui parlava il direttore Righetti, appunto, è andare ad analizzare i temi della povertà educativa nelle vari aspetti, nelle loro varie dimensioni, quindi non solo la scuola, ma anche i servizi culturali, i servizi sportivi, i servizi sociali, i servizi educativi, tutto quello, diciamo, tutta quella serie di infrastrutture sociali e materiali che ci raccontano la presenza e la qualità dei servizi rivolti ai minori. Questo con un approccio che guarda soprattutto alla disaggregazione territoriale, questo perché nel tema della povertà educativa, diciamo, anche la carenza spesso di dati aggiornati rende molto più frequente una trattazione, soprattutto in chiave nazionale, di questi temi. Diciamo, una delle ambizioni dell'osservatorio da subito è stata quella di andare a caratterizzarsi per delle analisi più di livello territoriale, come quella appunto che vedremo oggi. Come metodo l'osservatorio, diciamo, che ha alla sua base, diciamo, quella di raccogliere i dati presenti sulla povertà educativa. C'è una premessa da fare, il fatto che pochi anni dopo la crisi, la grande recessione del 2008, UNICEF uscì con un documento in cui sottolineava molto giustamente il fatto che, sebbene le nostre società occidentali siano ormai arrivate a dei livelli di elaborazione, di sofisticazione nelle statistiche, soprattutto quelle macroeconomiche come occupazione, esportazione, eccetera, restava ancora un forte deficit, diciamo, di la stessa sofisticazione ed elaborazione sui dati che riguardano la condizione minorile. Chiaramente questa valeva, le cose sono molto cambiate nel corso del decennio, però diciamo che partiamo da questo presupposto. Quindi, diciamo, lo scopo dell'osservatorio rispetto a questi temi è stato quello di andare a individuare tutte le varie fonti istituzionali e pubbliche che raccolgono dati sulla povertà educativa e sui servizi rivolti ai minori, chiaramente rilasciate in tempi diversi, con formati disomogenei, da fonti differenti, raccoglierle in un'unica infrastruttura, andare a collegarle e ad aggiornarle nel tempo, per poi questo ci consente di poter fare analisi e monitorare fenomeni su cui poi appunto possiamo approfondire, come con il rapporto che andiamo a vedere oggi sulle mappe della povertà educativa in Veneto. Chiudo con l'osservatorio dicendo che in generale, diciamo, i filoni di analisi sono tre fondamentalmente: i servizi di cui ho già detto, quindi non solo scuole ma anche tutto quello che sta di contorno. Poi c'è tutto il tema dell'esclusione e dell'integrazione, dalla condizione economica delle famiglie all'integrazione dei bambini stranieri, l'inclusione delle persone con disabilità, e poi anche soprattutto tutto il tema delle tendenze demografiche, per cui vediamo che ogni anno ormai siamo abituati dai report dell'Istat a vedere come ogni anno segni il record negativo di nascite dall'Unità d'Italia, ormai da qualche anno ci siamo abituati, andarlo a calare soprattutto in chiave territoriale, quindi analisi di fenomeni come lo spopolamento delle aree interne e la concentrazione delle famiglie con figli soprattutto nelle periferie urbane, chiaramente dettata anche dai valori immobiliari. Passando al tema della povertà educativa in Veneto, siamo voluti partire dai fondamentali.
Qui abbiamo riportato un po' di dati che costituiscono in qualche modo una radiografia, chiamiamola così, della condizione educativa del Veneto rispetto all'Italia e rispetto anche all'Unione Europea. Diciamo sono gli indicatori solitamente più utilizzati per descrivere la condizione educativa di un territorio e senza andarli a vedere nel dettaglio uno per uno, anche se alcuni li vedremo perché sarà interessante, la tendenza di fondo è questa, che in un'Italia che rispetto alla condizione educativa, sul fronte educativo, è molto in ritardo rispetto alla media europea, abbiamo un Veneto che solitamente, anzi sempre, supera la media italiana, quindi si colloca solitamente tra le migliori regioni in Italia e supera anche in diversi casi anche la media europea. Prendiamo per esempio un indicatore come quello dell'abbandono scolastico, su cui sappiamo esserci anche un obiettivo dell'Unione Europea di scendere al di sotto del 10% di giovani tra 18 e 24 anni con diploma, che non hanno raggiunto il diploma o la qualifica professionale. Sappiamo che l'Italia è agli ultimi posti nell'Unione Europea, col 13,5%, a fronte di una media europea che sostanzialmente ha raggiunto l'obiettivo 10,2%, il Veneto si colloca come seconda migliore regione in Italia con l'8,4%. Questo parlando di abbandono scolastico esplicito. Se ci spostiamo su un altro indicatore, che è per esempio quello dell'abbandono scolastico implicito, quindi la quota di giovani che arrivano in terza media con competenze inadeguate, quindi a prescindere da se lasceranno o meno la scuola, comunque in una condizione che gli creerà delle difficoltà successive, abbiamo in Italia in media un 14,4% di alunni che raggiungono la terza media con competenze inadeguate. Il Veneto in questo ha un dato che è quasi la metà, quindi la terza migliore regione in Italia. Lo stesso potremmo dire rispetto ad altri indicatori, comunque la tendenza di fondo, diciamo, è questa. Però per affrontare appunto il tema nella chiave che ci siamo detti e quindi andare a vedere anche a livello territoriale i fenomeni, ci siamo posti una domanda ulteriore, cioè le medie regionali come quelle che abbiamo appena visto sono sufficienti per descrivere questo tipo di fenomeno? Diciamo che la media regionale per come è fatta tende a nascondere le tendenze sul territorio, ma questo per qualsiasi fenomeno, non solo per quello della povertà educativa, e quindi è necessario scendere, come dicevamo, secondo l'approccio dell'osservatorio, con una disaggregazione su dati provinciali, comunali e anche più disaggregati. La seconda questione che ci siamo posti rispetto al tema di cui parliamo oggi è il Covid. È stato anticipato sia nell'intervento dei saluti iniziali del presidente Zaia e poi anche nell'intervento introduttivo del direttore Righetti, come il Covid chiaramente cambi lo scenario. Rispetto per esempio alla povertà che veniva citata prima, di solito ne parliamo di Covid come di uno spartiacque. È giusto, secondo me, parlarne più come probabilmente di un acceleratore di processi su tutti i temi, ma soprattutto anche su educazione e condizione minorile. L'aumento della povertà di cui veniva citato giustamente prima, quest'anno abbiamo segnato con il 2020 il record di povertà assoluta tra i minori, però effettivamente, come veniva ricordato, non è un fenomeno nuovo, semplicemente è un aggravamento di un fenomeno che già esisteva, perché da un decennio i minori, bambini e ragazzi, sono la fascia d'età più spesso in povertà assoluta. La difficoltà della conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi familiari per le famiglie, anche questo è un altro tema. Indagini chiaramente a campione hanno rilevato come oltre una famiglia su 4 dichiarasse durante il lockdown di non avere abbastanza dispositivi per esigenze di lavoro e studi a distanza. Chiaramente un tema che già esisteva, con il Covid si è ancora più aggravato. Poi c'è il tema dell'impatto della didattica a distanza, che riusciremo a monitorare solo nei prossimi anni. Sarà interessante capire che impatto ha avuto sugli apprendimenti e anche collegato al tema delle connessioni e della mancanza di dispositivi di cui parlavamo prima, che chiaramente pone un tema anche di differenze tra territori più collegati e invece aree interne spesso meno collegate. Terza questione che ci siamo posti è: date queste premesse, quali sono gli aspetti più decisivi per
verificare, monitorare la resilienza, per usare un termine che è abbastanza abusato nel dibattito corrente, di un territorio rispetto a queste sfide. Ci siamo concentrati rispetto a questo report sulla povertà educativa in Veneto su 4 aspetti principalmente. Il primo è quello degli asili nido e dei servizi prima infanzia. Questo perché a prescindere dal Covid, su cui appunto, come vedremo, sarà interessante verificare l'impatto in termini educativi, gli asili nido costituiscono il primo fronte della sfida alla povertà educativa per l'importanza che i primi 1000 giorni di vita hanno sullo sviluppo cognitivo del bambino. Secondo aspetto su cui ci siamo concentrati è la disponibilità di connessioni ultraveloci, ça va sans dire per il tema che dicevamo prima della didattica a distanza. Terzo e quarto tema, la condizione degli edifici scolastici, che è un aspetto che chiaramente ha stressato, ha chiamato in causa la possibilità delle scuole di riadattare gli spazi durante questo periodo d'emergenza. Ultimo aspetto, chiaramente quello dei trasporti, altrettanto connesso alla crisi che stiamo vivendo. Andiamo a vedere, partiamo dagli asili nido. Sugli asili nido è interessante vedere, emerge il dato che vedevamo prima con, diciamo, vedendo i fondamentali educativi della regione. Abbiamo una media italiana che è di 25,5 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni, che significa essere ancora lontani rispetto all'obiettivo europeo del 33% fissato dal Consiglio europeo di Barcellona nel 2002. Il Veneto rispetto alla media nazionale si colloca sopra. È nella parte delle regioni dove c'è una maggiore offerta rispetto alla media nazionale, con 29 posti ogni 100 bambini. Questo dato chiaramente poi va visto in chiave territoriale. E in chiave territoriale è interessante andare a fare un confronto tra quella che è l'offerta delle province. Per esempio vediamo province come quella di Rovigo, dove questa offerta supera già oggi il 35%, quindi non solo supera la media nazionale e la media regionale, ma supera anche la soglia europea del 33%. Abbiamo un'altra serie di province come Padova e Verona che superano la media regionale, Treviso, Venezia e Vicenza che si collocano al di sopra della media nazionale e al di sotto della media regionale, e all'ultimo posto abbiamo Belluno con circa 24 posti ogni 100 bambini. Quindi già abbiamo visto come anche all'interno comunque di una regione che la media regionale ci colloca al di sopra della media nazionale, quindi un dato positivo, sia necessario poi andare a strutturare il dato a livello territoriale. E questo a maggior ragione se andiamo a livello comunale, scendiamo ancora di un livello. E siamo in grado di dire cose anche più interessanti. Per esempio, il 30%, circa il 30%, quindi quasi un terzo dei comuni veneti, comunque già oggi supera la soglia dei 33 posti ogni 100 bambini. Questo è un dato interessante perché ci parla della diffusione sul servizio del territorio, in particolare di un servizio che sappiamo per il Veneto, ma per tutto il territorio nazionale, di solito tende a concentrarsi sui capoluoghi. Infatti qui abbiamo isolato un po' di dati dei capoluoghi. Per esempio abbiamo 45,5 posti a Padova, che è un dato che supera di molto non solo le medie regionali e nazionali, ma anche lo stesso soglia europea dei 33 posti ogni 100 bambini. Ed è interessante andare a vedere il dato di Belluno come capoluogo, dove si raggiungono i 34,7 posti ogni 100 bambini, quindi un dato che, a dispetto della media provinciale che vedevamo prima essere più bassa rispetto alle province venete, supera la soglia del 33%. Questo per dire, insomma, ci conferma come poi le medie regionali sia interessante andarle a strutturare sul territorio, in particolare per una regione grande come il Veneto, di quasi 5 milioni di abitanti, con 18.000 chilometri quadrati, di cui il 29% composti da montagna interna, quindi un territorio anche articolato al suo interno, un ulteriore 14% collina interna. Con territori di queste dimensioni parlare di medie regionali non basta, bisogna scendere di un livello, quindi andare a calibrare le analisi sui comuni, sugli enti intermedi, sulle unioni di comuni, tenendo conto del tema
dei comuni di area interna, che in questa regione sono 182 e comunque sommano oltre 800.000 abitanti, tra bambini e ragazzi 140.000 persone, quindi insomma parliamo di una fascia di popolazione abbastanza significativa. Dottor Giunti, mi spiace interromperla e la richiamo un po' ai tempi perché stiamo andando un po' lunghi. Grazie. Certo. Vado subito e vado a vedere gli altri servizi. Quindi abbiamo detto digitale, edifici scolastici e trasporti. Rispetto al digitale siamo andati a vedere la quota di famiglie raggiunte da banda larga ultraveloce e vediamo che a fronte di una media del 37% grosso modo in Italia, il Veneto si colloca attorno al 26%, però con differenze sempre all'interno della provincia, per cui la città metropolitana di Venezia raggiunge il 40%, mentre invece abbiamo province come quella di Belluno e di Rovigo, dove la disponibilità di potenziale di banda larga ultraveloce è più limitata, 13%. Se scendiamo a livello comunale, su Belluno vediamo come questo 13% poi sia interessante vederlo sul territorio, per cui abbiamo comunque il capoluogo e altri comuni, per esempio abbiamo preso Cortina d'Ampezzo, dove comunque la quota raggiunge la media nazionale, quindi una situazione molto diversificata sul territorio. Per contrappasso vediamo Venezia, dove la media provinciale era il 40% e il capoluogo sta al 70%, quindi 2 volte la media nazionale. Andando sulla condizione degli edifici scolastici, abbiamo preso come indicatore quello degli edifici vetusti. In media, la media nazionale e la media del Veneto, grosso modo, sono attorno al 18% di edifici classificati come vetusti nei dataset del MIUR. Qui abbiamo Belluno che con una maggior quota di edifici vetusti contrapposta a Treviso con una minor quota, dove a Treviso praticamente 1/3 degli edifici vetusti, classificati come vetusti, di Belluno fondamentalmente. Se vediamo Belluno, abbiamo fatto un focus, vediamo che poi anche qui è interessante andare a vedere come si distribuisce sul territorio. Questa è una mappa a gradiente di colori, i colori più scuri sono i comuni dove ci sono più edifici vetusti e vediamo che i 16 comuni dove oltre il 75% degli edifici sono classificati come vetusti si collocano soprattutto nella parte settentrionale della provincia. Andiamo poi alla fine, e concludo, sulle scuole raggiunte dal trasporto pubblico. In media le scuole raggiunte da un mezzo alternativo all'auto in Italia sono l'86%, in Veneto il dato è molto superiore, quindi un dato positivo, siamo al 94,5%, con differenze tra le singole province. Abbiamo Rovigo e Verona dove siamo attorno al 97%, Padova invece è al 91%. Però è interessante notare come Padova, intanto abbiamo un dato 91% di scuole raggiunte dal trasporto pubblico che è comunque superiore rispetto alla media nazionale, quindi un dato positivo. E poi anche andando a vedere la distribuzione sul territorio a livello comunale, comunque 8 comuni su 10 hanno tutte le scuole raggiunte. E ho chiuso, tutti i dati chiaramente che sono stati presentati sono disponibili sul sito conibambini.penpolis.it. Grazie e scusatemi. No, grazie a lei, mi spiace averla dovuta diciamo, interrompere perché l'esposizione è particolarmente interessante, i dati sono molto interessanti e ci dicono fondamentalmente due cose in estrema sintesi. Da una parte che il Veneto sta bene, ma dall'altra che il tema della povertà educativa, qui semplificata nei 4 indicatori, il Veneto non è immune complessivamente da queste problematiche perché ci sono aree sicuramente più svantaggiate rispetto ad altre e quindi iniziative di contrasto alla povertà educativa minorile sono assolutamente necessarie anche in un contesto che complessivamente come regione si presenta assolutamente in buone condizioni. Non rubo altro tempo, passerei alla seconda parte dell'incontro che è la tavola rotonda e darei subito la parola alla dottoressa Carmela Palumbo, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Grazie. Allora, grazie a voi, veramente un'indagine interessantissima, importantissima, ritengo,
è particolarmente apprezzabile proprio perché riesce a disaggregare, diciamo, i dati anche a livello molto granulare, quindi di province, ma soprattutto di comuni. In effetti molto spesso disponiamo di parecchi dati di carattere regionale, magari provinciale, ma meno conosciamo la realtà poi come si articola a livello di singoli comuni. Quindi ho apprezzato molto e mi riprometto proprio anche di, come dire, di andare a guardare ancora in modo più approfondito, cliccando sulle varie mappe, le situazioni poi delle singole realtà anche comunali. Che per noi sono molto importanti perché diciamo analogamente alla diffusione, no, sul territorio capillare dell'ente comune, no, di questo ente locale che è il comune, analogamente abbiamo una diffusione capillare proprio sul territorio delle istituzioni scolastiche, delle scuole, dei plessi, delle singole, e quindi dei singoli edifici che sono, noi li chiamiamo punti di erogazione del servizio, ma insomma ormai è un linguaggio insomma un po' tecnico, ma credo che sia chiaro che cosa si voglia dire. Credo che questa indagine di appunto Open Policy e appunto l'impresa sociale con i bambini sia importante anche perché diciamo, abbiamo avuto tutti con grande evidenza l'idea che questa pandemia ha fortemente acuito le disuguaglianze, quelle già presenti che magari, come dire, passavano in secondo piano, erano latenti, sono esplose, sono diventate evidenti e sono diventate anche un problema per gestire poi la continuità della vita e anche dell'istruzione. Mi riferisco in particolare, ovviamente per noi nell'immediato e con riferimento alla pandemia, è particolarmente importante il dato che avete evidenziato rispetto alla diffusione della connettività, quindi della banda presente nei comuni, della banda larga, della banda ultralarga e dei collegamenti invece proprio veloci. E si è visto proprio, si vede da questa vostra indagine proprio la, come dire, in modo plastico forse potremmo dire, la evidenza delle differenze territoriali che noi abbiamo proprio avvertito, nel senso che da marzo dell'anno scorso le scuole si sono trovate di fronte a questo nuovo, diciamo, e improvviso paradigma di dover trasferire la scuola in presenza sul digitale, con le piattaforme, quella che stiamo usando anche noi adesso. Questa disuguaglianza territoriale che era latente forse e in un certo senso non particolarmente importante per la scuola, se non per le scuole molto innovative che invece hanno bisogno proprio, già fanno una didattica che necessita dell'uso della banda larga. E questa disuguaglianza e queste problematiche, soprattutto in alcuni territori, sono emerse in modo evidente e hanno costituito in alcuni casi, soprattutto nei primi mesi, un problema perché il diritto all'istruzione per alcuni studenti ha subito una compressione, ha subito una riduzione, proprio perché molti hanno potuto seguire le lezioni comunque con la famosa, ormai usiamo tutti questo acronimo, con la DAD, ma abbiamo avuto anche alcuni comuni, alcuni territori dove le scuole nell'immediato ci hanno chiesto aiuto alla collettività, alle famiglie, ai comuni proprio perché avevano problemi di collegamento. Devo dire però che la pandemia, questo è stato anche detto proprio dal relatore, dal dottor Giunti, ma è anche, diciamo, coincide con qualcosa che è stato evidenziato anche dal World Economic Forum proprio recentemente in un rapporto di ottobre proprio sul futuro del lavoro. La pandemia è anche una grandissima occasione di accelerare i processi, soprattutto i processi di digitalizzazione. È stata proprio una forte leva per far sì che alcuni trend
alcune tendenze di innovazione e di digitalizzazione direi di quasi tutti i processi di lavoro, anche di studio e così via, la pandemia ha proprio avuto questa funzione di accelerare tantissimo la necessità di adeguamento dei servizi pubblici, delle attività lavorative, ma direi anche delle attività didattiche. Tutto quello che è stato fatto in questo periodo meritoriamente, voglio dire, dalle nostre scuole e dai nostri insegnanti in termini di salto tecnologico, perché questo ha rappresentato la pandemia, la necessità per molti insegnanti, tra i quali prima la tecnologia e l'uso della tecnologia era diffusa un po' a macchia di leopardo, e la pandemia ha rappresentato la necessità di fare tutti, quindi in modo diffuso, in modo generalizzato, questo salto tecnologico. Questo ce lo portiamo dietro, è avvenuto ed è comunque un patrimonio che utilizzeremo per valorizzare ancora meglio la didattica quando torneremo pienamente in presenza. Come sapete, dal lunedì siamo quasi, diciamo, al 100% della presenza, sicuramente per i ragazzini del primo ciclo, in misura un po' diversa per il secondo ciclo, anche se anche qui, guardate, la nostra regione è stata una di quelle che ha permesso ai propri studenti un maggior numero di lezioni in presenza in quest'anno scolastico rispetto ad altre regioni. La pandemia ha proprio evidenziato in modo drammatico vorrei dire, il divario tra i territori, anche tra le regioni, perché abbiamo regioni che per un motivo o per un altro, per mancanza di collegamenti, per vulnerabilità e delicatezza del sistema sanitario e ospedaliero, ha potuto garantire molto meno il diritto all'istruzione di quanto siamo riusciti a farlo noi. Quindi direi due volti di questa situazione pandemica: da un lato diciamo un aumento e un'evidenza delle disparità e delle disuguaglianze anche in campo scolastico, dall'altro lato un'occasione invece per accelerare i processi di innovazione e di digitalizzazione della nostra scuola e della nostra società. Quindi io ringrazio molto per questo rapporto, credo che lo utilizzeremo, dico la verità, anche per fare diciamo un'indagine di ulteriore livello, cioè per vedere come questi dati, soprattutto quello sugli asili nido, sulla diffusione degli asili nido, correlino anche con i livelli di apprendimento dei nostri studenti. È stato evidenziato il Veneto ha un tasso di abbandono scolastico molto basso, sia come diciamo dispersione esplicita, siamo al di sotto diciamo del target, del livello massimo indicato dall'Unione Europea, ma i dati invalsi sugli apprendimenti ci dicono anche un'altra cosa importante. Come sapete il Nord-Est e il Veneto sono le regioni che hanno i migliori risultati negli apprendimenti sia degli studenti del primo ciclo che soprattutto del secondo ciclo. Quindi si vede proprio l'attività, il lavoro della scuola nel anche migliorare le competenze degli studenti. Ma un altro aspetto che viene meno valorizzato è che c'è anche equità, cioè non solo siamo diciamo tra i top performer come apprendimenti, quindi raggiungiamo i livelli più alti, ma lo facciamo anche in modo molto distribuito, molto equo. Ci sono poche differenze tra scuola e scuola, tra classe e classe, e questo è un altro valore importantissimo. Allora per me sarà molto utile vedere come gli esiti invalsi, delle prove invalsi che ci vengono restituiti anche in modo sia aggregato che disaggregato, quindi li possiamo vedere anche a livello di singola scuola e comune, correlino con la diffusione degli asili nido, anche perché la Commissione europea da tempo sostiene questo obiettivo appunto del 33% della diffusione
quindi del numero di bambini che sono inseriti su 100 abitanti, su 100 negli asili nido, perché questo è un obiettivo che non solo ovviamente incide sulla socialità dei bambini e sulla occupabilità soprattutto delle donne, ma ha anche un valore, una ricaduta immediata all'interno del sistema scolastico. Si è visto che i paesi che che attuano un inserimento precoce dei bambini nei sistemi educativi sono quelli poi che hanno minori livelli di abbandono scolastico e maggior successo anche scolastico nei livelli successivi, quindi meno abbandono scolastico, meno abbandono universitario. Quindi è molto importante questo elemento, non solo per un fattore esterno, anche il presidente Draghi lo ha evidenziato, no? Come l'aumento del numero di asili nido può incidere sull'occupazione femminile, ma io voglio rivendicare anche questo valore interno al sistema scolastico, che poi diventa appunto anche esterno, perché avere meno ragazzi dispersi vuol dire anche avere un sistema poi di cittadinanza ed economico più forte. Quindi faremo con questi dati anche delle analisi di secondo livello, le incroceremo con i dati invalsi per capire e per scoprire, sono sicura, altre importanti correlazioni. Grazie, è un lavoro davvero prezioso che diffonderò anche a tutti i nostri dirigenti tecnici che poi sapranno fare un uso molto intelligente di questo lavoro. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Palumbo. Mentre enfatizzava l'importanza di questa situazione di crisi come acceleratore di alcuni processi, mi veniva in mente, diciamo, come alternativa, quanto tempo ci sarebbe voluto dal punto di vista del sistema scolastico, non per pecche, ma per naturale, diciamo, complessità del sistema, a includere in maniera complementare la didattica a distanza in tutte le scuole. Avremmo dovuto fare sperimentazioni, poi prove, poi sindacati, poi questo, poi quest'altro. In realtà questa situazione ci ha dato l'opportunità di sperimentare in tempi rapidissimi e su tutto il territorio nazionale, in tutte le scuole, pur con le difficoltà che sono state evidenziate, questa nuova modalità che diventerà poi complementare in via ordinaria, immagino. Grazie ancora. Passo la parola al professor Gilberto Muraro, che è presidente di Fondazione Cariparo. Grazie. Grazie, direttore Righetti. Sì, per rispetto dei tempi sarò molto schematico e mi sono annotato 5 riflessioni che vorrei condividere. La prima, già sottolineata, ma non è mai sottolineata abbastanza, è l'importanza di intervenire proprio nella prima fascia d'età. Ricordo le analisi fatte dal premio Nobel Kahneman nel 2002 che dimostrano che gli interventi pubblici fatti nei primi 1000 giorni di vita sono quelli incomparabilmente superiori come efficacia rispetto a tutte le altre politiche pubbliche che possiamo sperimentare. Seconda citazione che mi viene spontanea, avendo da poco studiato Einaudi nel 60° della sua morte, sulle disuguaglianze sociali, un tema che Einaudi sentiva in maniera molto forte, sia in termini di dovere morale, di assicurare appunto l'equità e quindi anche la vicinanza, se non l'uguaglianza dei punti di partenza, un pensiero che è sempre stato forte nella ala più alta del pensiero liberale, ma anche da economista, diceva, ha scritto parole bellissime su quanta ricchezza culturale e materiale perdiamo per non sapere offrire a tutti la possibilità di sfruttare i propri talenti. Quindi crediamo fermamente a questo e ne siamo anche, come dire, coerenti perché dimostriamo nei fatti che Fondazione Cariparo su questo crede. I dati qui che mi hanno fornito all'interno dimostrano che dal 19 al 20 al 21 abbiamo complessivamente investito nel fondo del contrasto circa 15 milioni. La cifra non è sempre da relativizzare, comunque insomma dimostra quanto crediamo a questo impegno. Seconda riflessione riguarda il cosa ci compete in particolare nel nostro impegno di fondazione in questo campo.
E qui sottolineo una necessità di sperimentazione, perché tutti sappiamo che bisogna intervenire, ma ecco, il come intervenire è soggetto a 1000 dubbi, e su questo quindi ci sentiamo impegnati perché, come anche in sede Acri si è più volte ribadito, le fondazioni sono, come dire, gli agenti ideali per sperimentare, hanno meno ostacoli da parte del settore pubblico, hanno una capacità che consente anche di affrontare l'insuccesso, perché sperimentare vuol dire appunto affrontare una frontiera ignota e essere anche contenti se le cose non sono andate a forte, perché anche il dire questo non funziona è pur sempre un'acquisizione culturale importante. Quindi su questo piano ci siamo messi proprio nell'ultimo periodo con un progetto fatto con impresa sociale con i bambini, che vede proprio la sperimentazione, un progetto da 3 milioni di euro che ci darà la possibilità di, come dire, portare in termini più operativi quel concetto di comunità educante che è stato più volte sottolineato nei precedenti interventi, no? Perché chiaramente tutto bisogna che collabori a questa riuscita del progetto educativo, ma esattamente con quali ruoli e con quali forme è ancora molto da indagare. Speriamo che ci sia un contributo significativo anche da questa sperimentazione. Altra riflessione è sul fatto del Veneto. Abbiamo visto che gli indicatori sono tutto sommato rassicuranti in termini relativi, quantomeno rispetto alla media nazionale, però abbiamo visto che ci sono ancora parecchi problemi aperti. Io voglio sottolineare a questo riguardo un dato forse peculiare del Veneto, che comunque qui si manifesta in termini più accesi che non in altre parti del paese. Noi abbiamo nella nostra storia ereditato una, come dire, struttura di asili nido e anche di scuole primarie molto legate alla parrocchia. Quindi il Veneto deve fronteggiare anche quella che è ormai in maniera evidente una crisi strutturale delle vocazioni, che porta a chiudere le parrocchie, che porta a chiudere quindi anche tutte quelle attività educative o ludiche che erano importanti per la comunità. Quindi da questo punto di vista, al di là dei dati tutto sommato rassicuranti che fotografano il passato e il presente, dobbiamo renderci conto che dobbiamo affrontare questo problema prospettico. L'ultima riflessione riguarda la pandemia. Si è già detto che è stato piena di guai, ma anche piena di opportunità, nel senso che ha forzato a dilatare quello che è il ruolo della didattica a distanza e del mondo digitale nell'apprendimento. Ecco, io vado oltre e sostengo che per ora noi siamo molto impressionati dalle ulteriori disuguaglianze che la pandemia ha creato, perché appunto nel momento in cui si è manifestato il blocco delle scuole, si è manifestata anche la differenza in termini di disponibilità di computer, disponibilità di connessioni efficienti e quant'altro. Però se anche qua superiamo quello che è l'impatto immediato e guardiamo al futuro, io credo che la pandemia, che la digitalizzazione creata come obbligatoria dalla pandemia, offra delle prospettive veramente importanti per ridurre le disuguaglianze e per quindi aumentare il contrasto alla povertà educativa minorile. Pensate, tra i vari indicatori studiati da Open Policy, quello della raggiungibilità, no, delle scuole. Ecco, la raggiungibilità è un problema naturalmente in un mondo in cui tutto si svolge in presenza, non è un problema nel momento in cui entriamo nell'era della digitalizzazione. Pensate all'efficacia degli studenti in presenza. Un docente naturalmente ha un numero limitato di studenti cui può accudire. Nel mondo digitale può naturalmente parlare al mondo intero se vuole. Ecco, e poi la disponibilità di tutti quelli che sono, chiamo sinteticamente, i testi collaterali rispetto alla manualistica, no? Anche questo fa differenza, perché uno si trova in una casa in cui c'è una ricca biblioteca e uno insomma conosce soltanto il libro di testo. Con il mondo digitale, dico, tutto lo scibile è disponibile a tutti.
Quindi io invito veramente a superare adesso questa prima fase di aggiustamento allo shock, diremmo, indotto dalla pandemia, e a guardare più avanti. Mi pareva che già nelle parole della dottoressa Palumbo ci fossero queste prospettive. So che anche Bugliesi ha approfondito questo tema e ci darà qualcosa di interessante, ma questo è il mio ultimo messaggio. Affrontiamo il contrasto alla povertà educativa minorile anche con le nuove armi che il mondo digitale ci offre e che sono estremamente importanti. Grazie. Grazie professor Muraro. Mi soffermo solo sulla citazione del presidente Einaudi. Tra le, diciamo, i pilastri del suo pensiero c'era ovviamente sintetizzato nella espressione conoscere per deliberare, quindi l'importanza della conoscenza e quindi dei processi educativi nella fase soprattutto diciamo nel percorso di apprendimento dei giovani, ma poi anche degli adulti, e quindi l'importanza del contrasto alla povertà educativa come contrasto all'impossibilità di deliberare avendo piene conoscenze. Grazie, e do ora la parola al professor Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie, grazie per l'occasione. È un tema sicuramente fondamentale. Devo dire che io diciamo, vivo nel mondo fondazionale da qualche anno, da pochi mesi sono all'onore di avere la presidenza della Fondazione di Venezia. Questo tema e questa attenzione alle disparità, alle disuguaglianze mi sembra veramente strategico, diciamo, per un settore dove le fondazioni che ha come suo compito quello della sussidiarietà. Affrontare questo tema mi sembra esattamente, diciamo, necessario anche a fronte di misure, quelle per esempio del Recovery Fund adesso, che potranno attivare alcuni processi, ma diciamo, poi la realizzazione, l'esperimentazione, l'implementazione compiuta di quei i progetti che sono attivabili dagli stanziamenti vedranno secondo me il mondo, diciamo, che questo mondo, il mondo del terzo settore e con l'assistenza delle fondazioni come centrale. Io volevo fare 3 punti rispetto all'analisi che ho molto gradito, diciamo, nella sua articolazione. Uno è un po' legato a quello che diceva la dottoressa Palumbo, nel senso che sarebbe interessante se ci fosse una granularità, cioè un'analisi granulare altrettanto fine, diciamo, o quantomeno più articolata di quella che io per esempio ho trovato in merito agli invalsi e alle competenze, no? Perché cioè, vabbè, il Veneto sta meglio, ma non è che stia benissimo, diciamo, no? Anche sulle competenze il Veneto, in realtà quella che ho trovato io è per il nord-est. Il Veneto, il Triveneto, il nord-est è sempre sempre performance superiore alle medie, però ancora nel nord-est ci sono un 20% di persone, eccolo qua, che raggiunge un livello di lettura 1, che insomma è abbastanza grave come, no, tra i quindicenni. Ora mi domando insomma se è possibile, se siano disponibili dati che insomma, guardino alle competenze base nella lettura, nella matematica, nelle scienze all'interno dei singoli comuni, delle singole province, perché insomma, mi sembra un tema da affrontare. Chiaramente quello dell'infrastruttura ha la sua rilevanza, ma poi bisogna evidentemente entrare un po' anche nei meccanismi educativi perché per riuscire a livellare un po' le disparità e a far crescere complessivamente le competenze. No? Perché mi sembra un tema nel 2020 primario per una delle prime 10 economie del mondo. Ecco. Quindi magari lascio la risposta oppure continuo, è una risposta che può essere breve. Su questo effettivamente il lavoro dell'osservatorio è proprio questo, perché c'è un tema del fatto che i dati sono più spesso disponibili su strutture e servizi ed è per questo che noi siamo partiti da lì. Però chiaramente il tema delle competenze si pone. Ci sono dei dati a livello di capoluogo, soprattutto oggi come oggi vengono pubblicati da Invalsi dati aggregati per capoluogo
il nostro lavoro è proprio per riuscire a pubblicarli sempre più disaggregati per consentire proprio questo tipo di analisi. Ok, grazie. Questo mi sembra rilevante. L'altro tema che è un po' collegato anche a questo riguarda poi il salto tecnologico, no? Allora, su questo, al di là, diciamo, sono d'accordo con il Presidente Muraro che insomma, questo gap che ha aumentato in realtà le disparità più che assottigliarle può essere temporaneo, possiamo auspicare che sia temporaneo. E che possiamo anche auspicare che il digitale effettivamente aumenti la diffusione, no? Forse non è tanto sui nostri territori quanto a livello globale, insomma la capacità di rendere i processi formativi e i contenuti formativi accessibili in modo aperto, così come si fa ormai per la ricerca, sicuramente darà ulteriori punti di contatto con le sorgenti formative. Detto questo, credo che quello che ci si pone oggi, ho un po' approfondito questo tema, così, in una considerazione un po' personale, anche condivise con dei colleghi, quello che si pone oggi all'ordine del giorno, secondo me, nel momento in cui abbiamo sperimentato l'efficacia e l'importanza di avere a disposizione strumenti per la didattica a distanza e come far cambiare la didattica, no? E come renderla, insomma, come dare al digitale un valore moltiplicatore di efficacia, perché abbiamo sperimentato tutti che insomma, la didattica a distanza per sé non è il massimo, no, a cui possiamo aspirare, perché al di là delle difficoltà di connessione manca comunque un elemento centrale nella formazione. Credo che chiunque abbia frequentato sistemi informativi possa concordare. L'elemento sociale di incontro è una questione importante. Allora, cioè, il tema di come fruire il digitale nel migliore dei modi credo che debba essere affrontato. Io sono abbastanza un convinto sostenitore dei modelli ibridi, dove quindi c'è una commistione, c'è più digitale ma c'è anche più fisico, cambiano i ruoli, i tempi della formazione, nel senso che le piattaforme possono essere efficacemente utilizzate per trasmettere dei contenuti, quelli che oggi vengono trasmessi in classe con le lezioni ex cattedra, che insomma, non sono particolarmente efficaci nello stimolare interazione, e quindi possono essere tranquillamente ed efficacemente distribuiti su piattaforme online, usando invece il tempo per le classi per così una formazione che sposti l'attenzione sull'apprendimento, quindi chiamando gli studenti alla partecipazione attiva, al lavoro di gruppo, alla sperimentazione sui problemi, quindi con questo anche rompendo un po' di barriere disciplinari e favorendo una formazione interdisciplinare. Ecco, io credo che questo sia un po' il futuro che possiamo auspicare. Non è privo di conseguenze, di presupposti, forse più di presupposti, ma le conseguenze che bisogna creare quei presupposti, ovvero bisogna formare i docenti e diciamo, organizzare un po' tutto il processo della formazione, perché una formazione ibrida come quella che ormai in alcuni paesi è standardizzata o si sta standardizzando, presuppone una logistica diversa, una presenza diversa e una modalità insomma, di erogazione dei processi, di esecuzione dei processi formativi che sposta molto di più dall'insegnare, che è più o meno cercare di trasmettere, all'apprendere, che è cercare di sviluppare le competenze. Ecco, sviluppare la capacità di apprendimento chiede una modalità di insegnare che è diversa, verso la quale credo che ci sia bisogno anche di formazione. L'ultimo punto che volevo fare era sulla relazione che c'è tra povertà educativa e povertà strutturale, no? E allora lì, diciamo, sulla base di questo si può anche immaginare qual è l'intervento, quello che io immagino possa essere un intervento efficace del mondo delle fondazioni e in particolare con le azioni di contrasto, cioè, con questo fondo. Riguarda insomma, quello che c'è al contorno della scuola, no? Perché se diciamo, i figli di famiglie disagiate apprendono meno di figli di famiglie agiate, sarebbe interessante, penso che anche per esperienza diretta, vale anche nelle stesse classi, quindi non è un problema di stato sociale di accesso a scuole migliori rispetto all'accesso a scuole peggiori. Anche all'interno delle stesse classi
i figli di famiglie agiate o più agiate imparano di più e hanno performance migliori. E quindi se c'è quindi questo significa alla fine che il motore, no, dell'ascensore sociale o la scuola come ascensore sociale stenta ad eseguire o ad assolvere la sua funzione, perché le condizioni al contorno non lo permettono. E quindi, diciamo, come linea di intervento che secondo me, cioè che io penso sia utile individuare come linea di sviluppo per l'attività delle fondazioni, c'è quella di intervenire nell'attività extra scolastica a integrazione, quindi cioè con azioni che possono integrare i processi formativi, favorendo quindi una migliore conciliazione della famiglia e del lavoro, quindi aiutando le famiglie nell'educazione dei figli, con azioni che possono avere anche una valenza di coesione sociale e di livellamento delle disuguaglianze, anche in termini non strettamente educativi, ma culturali e sociali più in generale. Grazie professor Bugliesi, di questo ultimo punto assolutamente è proprio lo scopo del fondo, perché in effetti sollecita l'intera comunità educante a farsi parte attiva, quindi non responsabilizza solo la scuola ma tutti i soggetti. E faccio un esempio banalissimo: una delle più grandi diseguaglianze, ce ne sono tantissime nel campo scolastico, è il fatto che alcune famiglie possono offrire ai propri figli, per esempio, lezioni di recupero, ma ovviamente famiglie povere hanno meno opportunità perché sono particolarmente costose. Ecco, con interventi invece presso, diciamo, di dopo scuola, realizzate magari con il terzo settore, in collaborazione con le scuole, eccetera, si riesce, magari su questa specifica diseguaglianza, a colmarne una gran parte. Per cui assolutamente d'accordo e su questo si sta lavorando. Darei la parola adesso al professor Alessandro Mazzucco, presidente di Fondazione Cari Verona. Grazie. Grazie dottor Righetti, grazie per l'introduzione, ma grazie per questa iniziativa estremamente apprezzabile. Devo dire che chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro di presentazione mirata della partecipazione delle fondazioni. Spero di essere all'altezza dei loro interventi. E qui comincerei subito anch'io col ricollegarmi alla citazione di Luigi Einaudi che ha fatto Gilberto Muraro, in particolar modo perché io credo che una iniezione di liberalesimo nella nostra società potrebbe essere solo utile e potrebbe dare un grosso contributo a quello che veniva citato, e cioè il ruolo dell'autonomia, della sperimentazione, dell'iniziativa personale, che purtroppo da un imbrigliamento burocratico della gestione dell'istruzione qualche volta trova più ostacoli che incentivi. Dopodiché, detto questo, permettetemi un piccolo ricordo. Io entrai nella prima elementare nel 1949 e allora guardate che la maggior parte dei bambini alla terza elementare concludevano il loro ciclo scolastico. Per cui se pensiamo i dati di questi giorni, che sono perfettibili, che anzi ci danno delle indicazioni per contribuire ad aiutare il sistema, però la quantità di strada che abbiamo fatto è stata veramente incredibile. Ovviamente sorvolo sugli interventi che ha fatto Fondazione Cari Verona in questi anni sul sistema educativo, perché parallelamente all'iniziativa del fondo, credo che tutte le fondazioni, e quindi anche Fondazione Cari Verona, hanno sempre avuto il tema dell'istruzione e dell'educazione nei loro settori diciamo di scelta.
Noi in tutto sulla povertà educativa minorile finora abbiamo investito 30 milioni. Abbiamo attraverso i bandi welfare e famiglia abbiamo deliberato 3,5 milioni su programmi educativi. Abbiamo investito 2 milioni di euro nel cantiere Nuova Didattica diretto dal nostro consigliere professor Giovanni Pontara, che la dottoressa Palumbo conosce molto bene, sfruttandone ovviamente la competenza e anche la singolare tendenza che abbiamo scoperto alla innovazione e alla sperimentazione, non sempre accompagnata da colleghi del mondo della scuola. Abbiamo investito anche sulla preparazione, ovviamente questa volontaria, degli insegnanti alla formazione attraverso il sistema digitale, che secondo me, pur nei suoi limiti che sono stati anche identificati, è una ricchezza che è qui per rimanere e per continuare, soprattutto se il nostro sistema educativo si arricchirà. Viene da pensare alla progressiva evoluzione anche del sistema formativo universitario, e dal mio professore di anatomia, il professor Bucciante, che se ne venne in aula il primo giorno con un cervello umano in mano, in un'aula di 300 posti, per cui era difficile vedere come fosse. E adesso voi sapete che le tabelle, le fotografie, i video, la interazione digitale sicuramente nell'università sono lo strumento quotidiano e insostituibile che in qualche modo viene incontro all'eccessiva numerosità degli studenti rispetto a quello che è il fabbisogno di contatto. Quindi anche nell'università, ma altrettanto e forse più anche nella scuola, adesso dirò userò dei termini che naturalmente appartengono al passato, quando parlerò di scuola elementare, media e superiore, adesso non c'è più, ma vi faccio capire. È chiaro che sicuramente c'è stata una evoluzione. E permettetemi di dire, ho molto apprezzato un intervento di Michele Bugliesi sul fatto che noi, ma questo è certamente un qualcosa che risale ai primi tentativi di scolarizzazione del Regno d'Italia, noi ci siamo orientati, come i paesi del Mediterraneo hanno fatto, prevalentemente sulla cultura classica. Io quando sono stato negli Stati Uniti ho fatto la mia matta figura con la conoscenza di greco e di latino che avevo, però poi cadevo nella fisica e nella matematica, perché io ho fatto il liceo classico e il liceo classico che ho fatto io prevedeva la fisica e la matematica come elementi così collaterali. Oggi la fisica e la matematica, come è stato citato, sono in realtà il centro della formazione dei futuri professionisti e non a caso io ho contribuito a sostenere la tendenza all'Università di Verona ad aprire corsi di laurea in ingegneria e in biotecnologie agroalimentari. Dobbiamo prendere consapevolezza che noi siamo qui per il futuro, non per il passato. È un po' il mio motto. Noi dobbiamo conoscere il passato per investire sul futuro. Questo è un dato di fatto estremamente importante. Allora, per questa ragione, io ritengo che sia estremamente fondamentale, importante, che noi, oltre a fare delle operazioni tradizionali di finanziamento di strutture, abbiamo donato alla provincia di Vicenza, per esempio, un grandissimo istituto destinato all'istruzione superiore in città che era di nostra proprietà. Abbiamo donato, così come abbiamo donato un istituto di formazione industriale alla città di Agordo, e proprio ieri abbiamo dato in comodato d'uso, in attesa che lo acquistino,
una struttura di proprietà di Fondazione Cari Verona per il liceo Montanari di Verona, che ha esattamente il problema che è stato segnalato, cioè non ha spazi sufficienti ad accogliere tutti gli studenti. Quindi abbiamo donato 18 aule ben attrezzate per la prevenzione del Covid, con un'enorme vetrata che illumina però limita l'accesso, con aule a 20 posti, con bagni per persone di sesso maschile, femminile e per disabili separati, quindi minimizzando le possibilità di contatto e consentendo al liceo di essere accompagnato verso la fine della crisi. Dopodiché permettetemi di dire che però il problema della vetustà degli immobili scolastici è un problema gravissimo, e su questo guardate, noi abbiamo anche messo a disposizione dei quattrini per fare delle, ma lì c'è un interlocutore con il quale non si dialoga, e che sono le sovrintendenze ai beni culturali. Perdonatemi, ho detto che ho fatto gli studi classici, apprezzo l'arte, apprezzo tutte le manifestazioni. Tra l'altro Verona, come voi sapete, è una città ricca soprattutto di architettura e di architettura longobarda, ma di fronte a queste necessità strutturali di mettere gli studenti all'interno di sedi moderne, attrezzate di tutte le dotazioni di cui ho sentito parlare, secondo me non c'è Ministero dei Beni Culturali che tenga, insomma, quello appartiene al passato. Noi dobbiamo lavorare per il futuro. E a questo proposito permettetemi anche di dire che ho ben apprezzato l'accenno che è stato fatto da più persone al ruolo delle fondazioni che hanno, come ben sapete, un ruolo di sussidiarietà verticale, quindi non devono entrare nel merito delle competenze altrui. Tutt'al più, ecco, rivendico il diritto di osservare le competenze altrui. Tra l'altro mi permette la dottoressa Palumbo, della quale ho sempre apprezzato moltissimo le competenze, di esprimere la mia soddisfazione per averla vista ritornare nel Veneto dopo esserci stata sottratta dal Ministero, e di esprimere la mia totale perplessità a un recente provvedimento normativo che ha stabilito che il direttore scolastico regionale deve essere laureato in giurisprudenza. Questa non la capirò mai, e credo che nessuno potrà riuscire a spiegarmela. E questo fa parte di un tema sul quale io sono da sempre molto critico, e cioè è la presenza della cultura giuridica in tutti gli strati della pubblica amministrazione, e che sono il male assoluto della nostra società. Su questo non ho nessun dubbio, e forse credo che con qualche interlocutore quotato al Ministero si potrebbe anche fare una verifica del numero di facoltà di giurisprudenza che ci sono in Italia, e che potrebbero essere vantaggiosamente sostituite con delle facoltà di ingegneria. Quel quotato personaggio potrebbe essere un giurista, attenzione. Questo è il problema, questo è il problema. Ma ecco, detto questo, insomma, io credo che per dare una nota di colore a questa chiacchierata, guardate, l'assurdo della proliferazione della burocrazia nel nostro paese, credo che tutti abbiate apprezzato o anzi disprezzato l'evento, che ha visto nel corso di questa campagna, questa lotta contro la pandemia, abbiamo visto anche increduli interventi dei tribunali amministrativi regionali contro provvedimenti sanitari. Questa è veramente
ci fa pensare che siamo arrivati alla intollerabilità di una pubblica amministrazione. Devo dire che il presidente Draghi ha immediatamente piazzato un piccolo mastino alla revisione della pubblica amministrazione e speriamo bene che abbia successo. Un altro tema che io volevo ricordare, il passato sicuramente difficilmente è migliore del presente, perché si dà per scontato che nella evoluzione si faccia tesoro dell'esperienza e si tenda a migliorare. Il tema del trasporto scolastico è un tema, e nel nostro paese non a caso la provincia di Belluno è effettivamente molto limitata, perché voi sapete che è interamente collocata in montagna. Guardate che anche la provincia di Verona ha una componente montana non banale, che è quella della Lessinia. Io tra l'altro ho avuto, non so per quale virtù, ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Erbezzo, che è un paesino in cima alle montagne, dove però i bambini vanno tutti a scuola. I bambini vanno a scuola a Bosco Chiesa Nuova, il che significa che fanno 10 chilometri con un trasporto privato, e quelli che fanno la scuola superiore a Verona e si fanno 40 chilometri di strada per andare a scuola. Questo è un tema importante, perché significa che è percepita l'importanza di andare a scuola, e anche se i trasporti sarebbero migliorabili, anzi debbono essere migliorati, è però ancora presente quella specie di storico senso dell'obbligo che portava il sottoscritto, come dicevo, nella prima elementare del 1949, andava a scuola quando pioveva, quando nevicava e anche quando c'era l'acqua alta, perché io abitavo a Venezia. Non c'erano giustificazioni. A scuola si andava come bisognava andare a lavorare. Adesso la mia sensazione è che questo senso del dovere verso gli altri e verso se stessi sia un pochino stato mitigato da molte diciamo così, superficialità che sono state prodotte dal benessere. E credo che vadano recuperati. Questo cioè i bambini devono andare a scuola non perché glielo impongono i genitori, ma perché capiscono e sono convinti dal fatto che i genitori tramandano loro appunto un senso del dovere verso se stessi, che questo è una loro precisa responsabilità. Concludo con una riflessione, anche questa non riesco a diciamo estraniarmi a quella che è stata la mia personale esperienza. Dicevo che le innovazioni tecnologiche sono sempre utili e vanno sicuramente migliorate. Ma c'è qualcos'altro. Cosa ci ha insegnato questa pandemia? E questo riguarda un po' tutto, riguarda anche il mondo scolastico. Mi è capitato di fare il servizio militare nel reggimento Lagunari Serenissima, e io tra le mie mansioni avevo quella di fare le verifiche del magazzino per la mobilitazione. Allora questo è un insegnamento fondamentale, cioè da allora noi eravamo fronte orientale. Significa che, malgrado fossero passati molti anni dalla guerra, eravamo ancora perennemente in mobilitazione. Tant'è vero che capitavano spesso delle esercitazioni non preannunciate. La mobilitazione ha come finalità la preparazione ad eventi bellici non preannunciati. Guardate che la pandemia è un evento bellico non preannunciato, e guardate che quando, ammesso che se ne vada il virus, personalmente credo che non se ne andrà più, ne arriveranno degli altri. Se vi capita di leggere un prezioso libretto che è intitolato Spillover,
che tratta delle zoonosi, i virus sono ovunque e chi va a grattare impropriamente li tira fuori. Quindi di epidemie ne avremo ancora, ne avremo delle altre se l'umanità vivrà a sufficienza. Noi dobbiamo essere in mobilitazione. Dobbiamo investire sulla mobilitazione. Non ci possiamo far trovare impreparati, come è avvenuto in Italia, quando abbiamo scoperto che la mobilitazione pandemica, che doveva essere tradotta nella preparazione di un piano pandemico, semplicemente non era stata fatta. Ecco, questo è un insegnamento che credo vada vissuto in maniera assolutamente così collettiva. Grazie. Grazie professor Mazzucco, mi ha messo un po' d'ansia questa sua prospettiva, ma verissima e realista, della persistenza in futuro e della necessità di convivere con i virus. Ci rendiamo assolutamente conto della complessità. Guardi che noi dal 1958 conviviamo con l'influenza. È vero, verissimo, verissimo. Però volevo solo sottolineare, il presidente Mazzucco ha elencato alcuni progetti, alcuni interventi che la sua fondazione ha realizzato recentemente nel campo dell'istruzione e dell'educazione. Volevo ricordare che nel 2019 tutte le fondazioni di origine bancaria sul tema istruzione e educazione hanno destinato 170 milioni di euro, che rappresenta il 20% del totale delle risorse destinate in quell'anno dalle fondazioni. Quindi è prioritario, è un tema su cui le fondazioni ci sono, ci vogliono essere e sicuramente possono fare tantissimo. Passo a questo punto la parola alla dottoressa Elena Donazzan, che è assessore all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione Veneto, che è diciamo, l'ultimo intervento che conclude questa mattinata. Grazie. Intanto ho trovato estremamente arricchente. Guardate, sono volate, guardavo ora l'orario, dalle 11 che siamo qui, ma è stato estremamente interessante, è stato ricco di suggestioni, per cui ringrazio ancora una volta il professor Muraro per aver voluto anche la nostra presenza, la presenza della Regione. Il Presidente insomma ha già portato il cenno di saluto anche con dei significati. Io cercherò veramente stimolata dai vostri interventi di dire alcune cose. La prima, io sono molto convinta, ma insomma in tutti questi anni, perché ormai io sono la vecchia della mia squadra, quindi da 15 anni ho la fortuna di stare qui e di essere alla guida di questo assessorato, che è sempre molto strategico e molto trasversale. Questo mi ha permesso di ascoltare molto e di leggere il territorio, magari non con quella granularità di cui chiediamo, cercando di fare sintesi di però un segmento, quello del governo, di una materia così delicata com'è l'istruzione e la crescita, che ha diverse competenze e nel rispetto dei ruoli, questo è sempre stato un po' una mia, anche un approccio culturale, abbiamo però provato a condividere molto e quindi l'avere le fondazioni bancarie a discutere con noi, dico con me, con dottoressa Palumbo, con il nostro direttore, e anch'io ho gioito quando è tornata in Veneto, perché poi la provvidenza ha voluto che nel momento peggiore la nostra mobilitazione avesse veramente un generale a capo, perché con la sua preparazione, la sua credibilità, e guardate che queste non sono cose di secondo ordine quando parliamo di pubblica amministrazione, la credibilità è un fatto estremamente significativo nel caos e la scuola è un presidio di credibilità, soprattutto guidato in questo modo. Allora, avere le fondazioni bancarie che rappresentano una storia, una cultura, un radicamento privato nel pubblico o pubblico nel privato, perché di fatto voi gestite risorse figlie di una grande tradizione di generosità, di raccolta di risparmi, di una identità molto veneta, che fa il paio anche con quell'altro aspetto che attiene al tema dell'istruzione e che riguarda un pubblico nel privato, un privato nel pubblico, di una forte presenza delle parrocchie, oggi delle comunità di genitori che gestiscono una parte, che io e dottoressa Palumbo non smettiamo mai di ricordare,
aiuta lo Stato, perché per 2/3 i bimbi che partecipano a un momento fondamentale per la loro crescita, ovvero il percorso nella scuola dell'infanzia, sono a carico non dello Stato o parzialmente, molto parzialmente dello Stato. Allora, voi avete trattato alcune questioni e la prima è come lavoriamo tra noi. Ovviamente io ritorno nel mio ruolo. Come lavoriamo tra noi, perché abbiamo un momento importante. Non scomoderò il Piano Nazionale di Resilienza perché non lo conosco, cioè l'ho letto, ma lascerò. Abbiamo invece una programmazione europea 21-27. Questa attiene alle regioni, attiene al Veneto. Lì dentro una percentuale significativa, intorno al 30%, riguarda l'inclusione sociale, l'istruzione. Qual è la via veneta di questo tipo di inclusione? Condivido assolutamente che si deve partire da più piccoli possibile, perché tutti gli studi oggi ci restituiscono, io conosco anche la sperimentazione che viene fatta con le risorse di Cariparo, quindi so e la guardo con grande attenzione, perché lì in Nuce c'è la scuola dell'oggi utile al futuro. Perché l'altra cosa molto, molto difficile da immaginare è che noi quando parliamo di scuola dovremmo avere la capacità di leggere tutto quello che accadrà, perché noi stiamo lavorando sul più prezioso delle materie prime, cioè il capitale umano, che produrrà i propri effetti dopo 15 anni. E noi alle volte accusiamo la scuola, io credo in modo molto superficiale, non dico noi interlocutori, dico noi a chi ci sta ascoltando, e scarichiamo sulla scuola ogni conflitto sociale, ogni difficoltà, ogni limite, ma noi stiamo parlando di insegnanti spesso la cui reputazione è messa a dura prova non da loro stessi, ma dalla società, che spesso non vengono considerati per l'importanza che hanno. E io credo che su questo, cioè sulla motivazione, prima il professor Bugliesi parlava di come aggiornare la didattica, renderla ancora più interessante, più feconda di curiosità. Beh, noi dobbiamo lavorare molto sui docenti, perché guardate che a loro, anche in questa pandemia, è stato detto dalla oggi al domani, dovete ripensarvi con un'accelerazione tecnologica che la dottoressa Palumbo ha richiamato perfettamente, ma che è stata la rivoluzione culturale per loro, nel rapporto con i propri alunni, con le famiglie disorientate, ecco, torna alla credibilità, che chiedevano alla scuola la soluzione di tutto. Ecco, allora, oltre a vedere come il vostro privato pubblico o pubblico privato riuscirà ad intervenire nella scuola la più precoce possibile, perché è tutta molto in Veneto sulla nostra tradizione sociale di partecipazione, che oggi viene a mancare. Non ricordo chi l'ha detto tra voi, ma c'è uno scossone micidiale nella nostra società, non solo perché lo dico ad Alessandro, non solo perché non c'è più la leva, e anche quindi il senso stesso del dovere, dell'obbedisco punto, perché devi rispettare delle regole, viene a mancare, ma di una coesione sociale che faceva stare da nord a sud insieme e non c'era ceto sociale. Lo faceva il figlio del notaio con il figlio magari del contadino del sud che aveva ancora, io sono del 72, i miei coetanei hanno fatto il servizio militare con ragazzi che erano quasi analfabeti. Allora, quella manca sta scuotendosi dalle fondamenta la nostra costruzione della società basata sulle parrocchie e tanto volontariato. Bene, come ci interroghiamo? Su come rendere più precoce per non perdere i ragazzi. 2, cosa facciamo per i docenti insieme? Io ho una programmazione importante, ma se fosse non solo di risorse della regione, ma al di là delle risorse, del messaggio e dell'obiettivo che ci diamo insieme sui docenti. Io credo moltissimo che laddove non è ancora stato scardinato quel meccanismo della meritocrazia nella scuola, perché non li possiamo premiare, non li possiamo premiare. La dottoressa Palumbo non può neanche punire quelli che non... Ma se ci fosse invece uno spazio deciso tra noi, di coloro che si formano di più, che investono di più nella loro formazione, oggi è quasi totalmente a carico del singolo docente. Ma perché non mettiamo insieme dei meccanismi premianti rispetto a questo? Perché qualità di un docente significa anche qualità del discente. E chiudo, perché non voglio, avete già detto tutto voi, io credo che questo tipo di rapporto e di relazione
nel rispetto dei ruoli, ci possa veramente far cogliere quegli obiettivi che il Veneto ha già nelle analisi, è stato ben detto, ma non sono figli del caso. Il fatto che l'abbandono scolastico sia così basso, che i nostri ragazzi nella dispersione, cioè anche nella coerente percorso, lo posso dire perché il presidente Muraro è stato tra i primi a rispondere alla lettera che mandammo come col mio assessorato per chiedere un aiuto sugli ITS. Col professor Bugliesi, quando è fino all'altro ieri rettore, si ragionava come evitiamo anche la dispersione della parte universitaria piccola, solo inciso rispetto a questo, con i percorsi ITS che si inseriscono nel nostro tessuto produttivo. E l'ultimo tema grande che l'Europa ci dice oggi, parlando delle varie transizioni, è quello dello spopolamento. Sapete cosa è successo in Covid? Ma è un problema in tutti e due i sensi. Che le città, i nostri centri storici, che erano ricchi di banche, servizi, pubblica amministrazione, oggi con lo smart working si stanno spopolando. E questo è un problema della nostra identità dei centri storici. Si sta anche tornando a vivere in periferia. Allora i trasporti e la connessione diventano un elemento, l'avete detto benissimo. Anche su questo credo che dentro la programmazione della Regione, insieme ai vostri obiettivi, potremo dare veramente quell'idea di condivisione degli obiettivi. Vi ringrazio di cuore per questa bella tavola rotonda. Grazie all'assessore Donazzan, soprattutto quest'ultima parte dell'intervento in cui ha evidenziato questa accelerazione di alcuni fenomeni, che era lo spopolamento dei centri storici e speriamo comunque il ripopolamento di alcune aree periferiche grazie anche allo smart working. Ecco, ci fa capire quanto ci sia da fare da una parte, ma anche le opportunità che per certi versi si possono sicuramente creare. Grazie, a questo punto abbiamo concluso la tavola rotonda, io non tirerò delle conclusioni, richiamo solo 3 o 4 pillole, giusto per richiamare alcuni concetti fondamentali che sono emersi. Il primo sicuramente è l'importanza dei dati, l'importanza dell'analisi, l'abbiamo capito dalla presentazione di Open Policy, quanto sia importante prendere decisioni sulla base di una conoscenza approfondita. Collegato a questo, l'altro elemento è che le disuguaglianze si annidano anche in contesti apparentemente, diciamo, più avvantaggiati. Il Veneto abbiamo visto come medie sicuramente sui dati presentati si trova in posizione sicuramente molto positiva, molto in alto nella graduatoria, però poi ci sono aree che invece necessitano di interventi particolari, quindi l'importanza della granularità, della capillarità del dato. Terzo tema è l'importanza della collaborazione tra soggetti pubblici, privati, profit, no profit, tutti insieme per perseguire uno scopo di interesse generale, come peraltro detta in maniera molto chiara l'articolo 118 della Costituzione. E ultimo, permettetemelo anche per il ruolo che ricopro, il ruolo fondamentale delle fondazioni di origine bancaria che l'assessora Donazzan ha richiamato anche come radicamento sul territorio, come uno dei tanti attori estremamente radicati sul territorio. Ecco, il ruolo delle fondazioni è estremamente importante perché persegue uno scopo pubblico pur essendo un soggetto privato, e questa è una caratteristica che la connota e che la rende estremamente efficace nella sua azione. Concludo qua, ringrazio tutti i partecipanti e in particolare permettete un ulteriore ringraziamento al professor Gilberto Muraro che ha curato l'organizzazione di questo momento estremamente interessante. Buongiorno a tutti, arrivederci.